Penso che su Vicenza purtroppo quello che è successo sulle banche abbia messo in difficoltà parecchi risparmiatori, parecchie famiglie. Solo questo perché comunque, diciamo così, si sono persi soldi veri. Il governo del cambiamento non ha cambiato niente. Mi pare che abbia cambiato poco. Mi pare che abbia cambiato poco anche perché mi pare che abbiano in mente ben altre cose. Alla fine siamo ancora qui ad attendere, con fiducia. È una tristezza, sul serio, veramente, è una vergogna. Siamo sempre penalizzati noi. Questo governo del cambiamento ha deluso le aspettative. Ma hanno promesso tante cose e vediamo cosa riusciranno a fare. Se veramente riusciranno a rimborsare i truffati, secondo me, se riusciranno a avere solo pochi spiccioli. Io mi auguro che le persone vanno a prendere quei soldi, che mi dispiace perché lo so cosa vuol dire, perché ognuno da noi fatica tutti i giorni per averlo e viene qualcuno e se lo prende, credo che non è giusto quello. È una vergogna perché secondo me dovrebbero prendere i soldi da chi ha truffato. Non capisco, ma veramente non capisco perché non vanno a chiedere i soldi a loro. Cioè, quello che proprio non riesco a trovare una spiegazione in tutto ciò. Io conosco persone che avevano veramente anche parecchi soldini derivanti dall'attività di una vita e sono morti anche di crepacuore. Intanto lo dicono, poi si fanno i conti e solo così lo dicono per pubblicizzare, dopodiché fanno i conti e risulta che non vengono soddisfatti ciò che hanno, cioè non vengono messi a frutto ciò che hanno promesso, tutti uguali sono. Mi dispiace che siano stati derubati un sacco di persone. Il governo dovrebbe trovare una maggior coesione, una maggior determinazione e una maggior unità, perché i due vicepresidenti, almeno Salvini è decisivo in certe cose, quell'altro poveretto fa pena.